fino all'85, circa il 1985, nelle Alpi Giulie in alta quota la temperatura aumentava ad un ritmo di circa 7 decimi di grado al secolo. Dal 1985 ad oggi questo ritmo di aumento della temperatura è passato a quasi 4 gradi a secolo, non decimi ma gradi a secolo. Le parole del glaciologo Renato Colucci rendono l'idea una volta di più di quanto sia importante mantenere alta l'attenzione in merito alle problematiche collegate al clima. Oggi in Regione è stata presentata l'edizione 2024 di Segnali dal clima in Friuli Venezia Giulia, realizzata dal gruppo di lavoro tecnico-scientifico Clima FVG, coordinato dall'ARPA. La pubblicazione non è un report sullo stato del clima in Regione, ma un segnale. Cosa sta accadendo? Quanto è importante prendere coscienza? Come la società, la pubblica amministrazione e il mondo scientifico si stanno attivando. L'obiettivo della Regione è raggiungere il Green Deal europeo 5 anni prima del 2050, quindi facciamo i compiti di 5 anni in 4 e quindi anche in questo senso noi andiamo a dare tutti gli strumenti. La mia politica è sempre quella, non andare dietro all'opinione, al parere del comitato di qua o comitato di là per prendere un voto in più, un voto in meno. L'obiettivo di un buon amministratore deve vedere lungo, non alle prossime elezioni amministrative, non alle prossime regionali del 28. Il 2023 è stato il terzo anno più caldo mai registrato in Friuli Venezia Giulia. Gli esperti che hanno collaborato alla pubblicazione accompagnano chi leggerà Segnali dal clima in un percorso che parte dalle montagne e si snoda seguendo il fluire delle acque attraverso la pianura per arrivare alla laguna e al mare. A scala di 500 x 500 metri, quindi proprio la scala tipicamente di interesse per i comuni, è possibile vedere come sarà il clima del futuro nella nostra regione in funzione di quello che sarà ad esempio il clima se riusciremo a rispettare gli accordi di Parigi. Dunque, il recente riscaldamento globale ha un effetto sul livello del mare perché ne determina l'aumento. Per la fine del secolo qualche decina di centimetri di aumento del livello medio è ragionevole. A Segnali dal clima hanno collaborato l'ICTP, l'OGS, il CNR, le università di Trieste e Udine e la stessa Regione.